Protesta stamani degli studenti della sede distaccata di via Matteo Cimarra dell'Istituto Politi di Agrigento. I ragazzi hanno denunciato diverse carenze strutturali del fabbricato, producendo anche dei video in merito al problema denunciato, che sta avvenendo presso la sede distaccata. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Agrigento che, con un'equipe specializzata formata da diversi addetti alla sicurezza, faranno un report sulle condizioni dell'istituto e decideranno il da farsi. Sono Stefano Casà, uno studente del liceo Politi in via Matteo Cimarra nel plesso Majorana. Oggi una manifestazione qui davanti al plesso Politi, via Matteo Cimarra, per denunciare determinate carenze. Abbiamo visto che sono arrivati anche i vigili del fuoco. Ecco, sostanzialmente, se ci vuoi illustrare qual è la problematica che voi denunciate questa mattina. Va bene, allora. Oggi vogliamo denunciare alcuni problemi inerenti alla nostra scuola. Da là sopra, se lei inquadra, si vede tutto il tetto che sta cadendo in pezzi, sta cadendo a pezzi, anche dentro le classi vediamo sono situazioni inagibili, cadono pezzi di tetto per terra e gli alunni non possono fare lezione. Hanno chiuso giustamente l'ingresso principale e anche non possiamo più fare educazione fisica, non possiamo più fare ricreazione all'aperto. Vogliamo che qualcuno ci ascolti in modo tale da sistemare questa situazione che non può andare avanti. Annalisa, anche tu le cose denunciate, avete parlato con le autorità, con la dirigente scolastica, insomma illustraci un po' le ragioni di questa protesta. Stiamo protestando proprio perché, come ha detto il mio compagno, la scuola da un'entrata non possiamo entrare. Una settimana fa, dopo la pioggia, dopo che c'era stata una tempesta, avevano chiuso l'ingresso secondario, avevano detto che da lì non si poteva entrare e siamo entrati da qua, abbiamo iniziato ad entrare di nuovo dall'ingresso. 2 giorni fa hanno chiuso l'ingresso l'ingresso principale e ci hanno permesso di entrare da quello che prima era inagibile. Secondo noi questa cosa non è neanche del tutto corretta, perché se prima era inagibile non diventa agibile in pochissimo tempo. Quindi denunciamo le stesse. Quindi auspicate cosa? Che la situazione comunque migliori, perché non siamo nelle condizioni di poter studiare. È un problema di sicurezza sostanzialmente. Di sicurezza, sì, appunto, proprio perché non è giusto che in questo momento ci stanno anche negando un po' il diritto allo studio, perché noi siamo in una struttura che non ci permette di stare sicuri, cioè vivere in sicurezza. Sono Salvatore Ferro, le problematiche principali sono sia la carenza appunto della sicurezza, dato l'intonaco che cade dalle mura sia dalle entrate principali. Infatti, come ho detto, non possiamo agire praticamente da nessuna parte, però loro dicono di entrare una volta dall'entrata principale, una volta dall'entrata secondaria, sempre rischiando di cose diciamo gravi. Infatti oltre all'intonaco che cade qui da fuori, anche dentro le classi ci sono mucchi raccolti di intonaco belli grossi. All'interno delle classi? Sì. E inoltre, oltre all'intonaco, ci sono anche problematiche riguardanti l'elettricità. Infatti oggi, dopo la pioggia, alcuni ragazzi che sono entrati a scuola si stavano per asciugarsi con l'asciugacapelli perché erano tutti bagnati, e la presa gli è esplosa in mano con il suono e infatti tutto il muro era un cortocircuito. Un cortocircuito, sì. Però è intervenuto i vigili, insomma, speriamo. Abbiamo chiamato i vigili, speriamo anche con l'aiuto della televisione, dei giornalisti, di risolvere queste cose nel migliore dei modi e farci sentire. Qualcosa? No, questo di farci sentire. Di farci sentire. No, di farci sentire e comunque di riuscire ad andare a scuola in sicurezza senza rischiare di romperci la testa con un pezzo di cemento nella testa. L'occasione è servita anche, dopo aver sentito le proteste degli studenti, per intervistare il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Buscemi, che ha fatto un focus sulle problematiche strutturali degli istituti scolastici di Agrigento. È chiaro che il problema va ben oltre rispetto al caso specifico che si è venuto a creare, perché sono anni che la CGIL denuncia rispetto anche ai tanti report che istituti di ricerca seri hanno fatto. Noi in Sicilia abbiamo problemi immani rispetto alla sicurezza delle scuole. Abbiamo denunciato come spesso vengono nascoste tutte le carenze, la polvere la mettono sotto i tappeti. Tanti di queste scuole, la maggior parte di queste scuole non hanno certificati di agibilità.
E la cosa più grave è che in tutti questi anni non si è fatto quasi nulla e ancora oggi, nonostante anche le risorse messe a disposizione, si fa un gran parlare delle risorse del PNRR, ancora non decollano i progetti per la messa in sicurezza. È bene che questo governo regionale che si insedia affronti con determinazione questo problema e che anche gli istituti scolastici cerchino di trovare la soluzione anche con i fondi nazionali che al MIUR a volte giacciono. È un problema serio, non si può più giocare con la salute di questi ragazzi. Mi auguro che questa scintilla che i ragazzi hanno acceso ad Agrigento possa essere l'inizio per una presa di coscienza seria in tutti gli istituti agrigentini. Spesso si utilizzano dei fabbricati, diciamo, residenziali che non nascono come scuole, diciamo, vengono, diciamo, adibite ad uso scolastico, ma in realtà non è la loro destinazione originaria. Manca il senso di responsabilità di dare certezza e di dare istituti idonei per questa finalità nel tempo. Si rincorre sempre l'emergenza, si tampona, pensi che per esempio ancora nella zona industriale abbiamo un istituto tecnico che con determine le quali indicavano la provvisorietà, sono passati ormai 8 anni e ancora quell'istituto lì. Abbiamo bisogno di una classe dirigente che crede nel proprio lavoro, che crede nel proprio mestiere. È un problema, va risolto e va risolto con immediatezza e duratura nel tempo, altro che appartamenti per un anno che poi restino per decenni. C'è anche l'Istituto Foderà che attualmente è chiuso, eppure è una scuola, diciamo, attrezzata, nata diciamo, di proposito. Sì, va nella direzione in cui dicevo prima, istituti che magari potrebbero dare una risposta rispetto ai tanti bisogni e che però nessuno si fa carico di trovarle queste risposte. Ora questo istituto sembra essere destinato a questo istituto tecnico che è nella zona industriale, ma di fatto va a restringere però gli spazi ad altre scuole, perché adesso per fare spazio a quell'istituto naturalmente quelle poche aule che ci sono al Foderà devono essere sballottate in altri istituti che ancora o in altri locali che ancora non si trovano, si fa fatica e quindi mi auguro che non si faccia il gioco delle tre carte che spostano delle aule da un istituto per fare spazio a qualcuno verso altri istituti e poi magari lì troviamo le solite discussioni perché classe pollaio, perché classi dove non hanno certezza di sicurezza, quindi su questo noi apriremo anche una discussione a livello provinciale speriamo che si stabilizzi anche lì una governance, perché questi commissariamenti che durano anche qui da 10 anni ci impedisce di avere un'interlocuzione seria con qualcuno con cui programmare un lavoro serio, lo voglio ribadire, perché il tempo di intavolare una discussione cambia il commissario e si ricomincia da capo. C'è anche il problema dell'ex istituto Fermi, quel Palazzo Rosa che è da diversi anni che si doveva ristrutturare ma ancora è fermo. Lì sarebbe, insomma, un istituto che originariamente era proprio nato apposta. Questo è uno dei mali principali della nostra terra, la provvisorietà, quello di tappare buchi, non dare classe dirigente, come dire, duratura nel tempo. E allora ci sono le elezioni, si cambia, c'è un buco e si ci mette un amico, un politico non eletto. Questo è uno dei principali drammi, mancanza di certezza e di interlocuzione seria rispetto ai temi delicatissimi, oltre che importanti, come quello di dare alla scuola agrigentina, ma sicuramente siciliana per quelli che sono i report, gente motivata e capace.